L'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente, misura le temperature dal 1991. Ebbene, in questi 35 anni, luglio 2026 è stato il quarto luglio più caldo in Veneto e addirittura il bimestre giugno-luglio è risultato il secondo. Un luglio che ha registrato due ondate di calore, la prima dal 7 al 16, la seconda ancora in corso, iniziata tra il 29 e il 30. Tra l'8 e il 18 luglio si è verificata anche un'ondata di forte disagio fisico, la sesta più lunga ed estesa mai registrata. Ma non è finita. Tra il 30 e il 31 luglio sono stati polverizzati numerosi record, punte di oltre 39 gradi a Castelfranco Veneto e Trebaseleghe, Alta Padovana, e 38,9 gradi a Cittadella. Sempre in luglio in pianura si sono registrate 15 notti tropicali, il terzo valore più elevato dal 1991. Anche le notti tropicali sono state numerose finora, 11 nel mese di giugno, 15 nel mese di luglio, e sono le notti dove la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Temperature eccezionali anche in montagna, a Costa Alta, frazione di San Pietro di Cadore, nel Bellunese, a oltre 1200 metri, si sono registrati oltre 32 gradi. Sulle Dolomiti il caldo ha accelerato la fusione dei ghiacciai, sui quali non ha mai nevicato, altro record. A preoccupare, e sono settimane, è anche la siccità, perché mancano rispetto alla media dal 20 al 50% di piogge su montagna e pedemontana e anche di più in pianura, specie nella parte più a sud. I fiumi soffrono. Abbiamo una riduzione rispetto alle portate storiche, pensiamo all'Adige un meno 70% rispetto appunto alla media storica. A fronte di questa situazione, a seguito alla richiesta fatta dalla Regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Vista la situazione, il Consiglio dei Ministri ha infatti dichiarato lo stato di emergenza idrica per 12 mesi in Veneto, stanziando 3 milioni e mezzo di euro per le prime necessità. Le necessità legate soprattutto ad un approvvigionamento idropotabile. Dobbiamo tenere monitorata la situazione, lo stiamo facendo ed è necessario un uso responsabile dell'acqua e della risorsa idrica da parte di tutti.